Report sullo stato di degrado del centro di Agrigento, l'intervista al presidente di Confesercenti Vittorio Messina. In vacanza con la famiglia in Egitto, muore per intossicazione alimentare bambino di 6 anni di Palermo. Grosso quantitativo di acque fognarie nel mare del caos ad Agrigento, la denuncia di Mare Amico. Sesto master di scrittura della strada degli scrittori, alfabetizzazione finanziaria diretta a donne fragili, iniziative del Soro Optimist e Banca Italia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura lo stato di abbandono in cui è la Via Atenea, cuore della città di Agrigento, il report del nostro direttore Arturo Cantella. Una via Atenea sempre più degradata, con tante vetrine vuote e molti locali con i cartelli affitta e si vende. E questa è l'immagine girata stamattina dalle nostre telecamere, che dimostrano come la via più importante della città negli anni sia andata sempre più indietro. E se da un lato registriamo polemiche inutili e sterili verso la ZTL che limita gli orari di accesso con le auto e che ovviamente stride con la voglia di Agrigento che vuole essere capitale della cultura italiana, dall'altro vediamo una strada sempre più spopolata e morta commercialmente parlando. Un attento osservatore si accorge che sopra i cartelli del si vende e del si loca esistono le vecchie insegne delle attività che fino a qualche anno fa venivano esercitate. Ne abbiamo parlato con una persona che da sempre ha abitato in Via Atenea e che per tanti anni e che continua ad avere un esercizio commerciale, Vittorio Messina, che è anche presidente della Confesercenti di Agrigento. Ma indubbiamente sono cicli, l'economia è fatta di cicli, anche la Via Atenea soffre e subisce questi cicli. Ci sono periodi di grande vivacità commerciale, ci sono periodi invece come quello che stiamo attraversando di grande fermo, e questo perché certamente sta cambiando l'offerta commerciale della Via Atenea, ci si sta trasformando velocemente verso la ristorazione, verso i bar, che è una cosa tutto sommato che risponde e va verso la vocazione turistica della nostra città. Chiaramente la Via Atenea è il salotto buono di Agrigento, la Via Atenea è il biglietto da visita anche per i turisti, quindi è indubbio che deve essere fatto un percorso di rinascita, ecco, consentitemi il termine, di rinascita della Via Atenea, e questo non lo possono fare solo i commercianti, non lo possono fare solo le imprese, ma deve essere un insieme di fattori, primo tra tutti l'amministrazione comunale, che deve essere illuminata e deve certamente avere a cuore la Via Atenea. Ecco, probabilmente in questi ultimi anni la Via Atenea non è stata al centro dell'attenzione né da parte della politica né indubbiamente da parte di una fascia di imprenditori che hanno preferito andare a localizzare le proprie aziende non in Via Atenea. Ricordate che la Via Atenea soffre di questi cicli, e a un ciclo negativo come quello che sta attraversando ne arriverà certamente prima possibile uno positivo e uno rigoglioso, e quindi noi aspettiamo questo, sicuri che questo arriverà prestissimo. Una contraddizione che vorrei sollevare: si fa tanta polemica sulla ZTL dalle 9:30 in poi, ma vedendo queste immagini di tanti locali sfitti, insomma una ZTL, diciamo, di una via in perenne, insomma, dove non c'è più nessuno, con tanti locali sfitti, no? La ZTL è una conquista fatta negli anni da parte dei commercianti e non si discute. Si discute tantissimo sulla gestione degli orari, degli accessi, perché ci sono attività commerciali. Dicevo poco fa, è cambiata l'offerta, ci sono tanti punti di ristorazione che hanno delle esigenze in termini di orari diverse rispetto ai caratteristici negozi di abbigliamento, di calzature e di gioiellerie. Ecco, bisogna contemperare le esigenze di tutti, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Non si può attuare una ZTL, diciamo così, integralista, perché questa porta ancora maggiori difficoltà allo svolgimento delle attività commerciali nella Via Atenea. Bisogna farlo passo passo, mano a mano, e io porto l'esempio di quando Via Atenea apriva al traffico alle 20:30. Da qualche anno a questa parte siamo arrivati alle 2 del mattino. Una cosa giusta, perché la città la vivono anche i turisti, la città la vivono anche i cittadini che si soffermano fino a quell'ora. Oggi però tenere chiusa la Via Atenea dalle 13 alle 16:30 è assurdo, probabilmente ci arriveremo.
ci arriveremo tra qualche anno. Ma ci arriveremo non solo indicando un orario di transito nella via Tenea all'ingresso della strada, ma ci arriveremo attraverso una serie di variabili, ripeto, attraverso l'attenzione dell'amministrazione comunale, attraverso l'attenzione dei commercianti, attraverso l'attenzione dei cittadini. Partiamo dal principio che è quello di far rivivere la via Tenea, poi tutto verrà di conseguenza. Presidente, parliamo di questa sua nomina Presidente nazionale di Assotel, cosa vuol dire anche per la città che rappresentiamo? Ma è un riconoscimento, devo dire, importante che va alla mia persona, spero di meritarlo, perché qui andrò a rappresentare gli albergatori di tutta Italia per quanto riguarda la Confesercenti, un incarico di grande responsabilità che apre orizzonti nuovi alle mie conoscenze, che non saranno quindi più limitate ad Agrigento o alla regione Sicilia, ma certamente si estenderanno su tutto il territorio nazionale. Spero di poter trasferire una parte di queste esperienze che farò anche ad Agrigento e quindi mettere a servizio di Agrigento questa esperienza che farò fuori. Agrigento è una città indubbiamente bellissima, una meta diciamo particolarmente richiesta dal turismo, adesso probabilmente dobbiamo fare tanto anche noi e questo è il nostro obiettivo, lavorare per questo. Andrea Mirabile, 6 anni di Palermo, in vacanza con la famiglia a Sharm el Sheikh in Egitto, è morto presumibilmente a causa di un'intossicazione alimentare. Il padre, Antonino, 46 anni, impiegato dell'ANAS, è ricoverato in gravi condizioni. Lo zio materno del bambino, Roberto Manosperti, racconta: mio nipote è morto in meno di 36 ore. Vediamo. Ma la tragedia che ci ha colpito segnerà per sempre la vita delle nostre famiglie. È una ferita che ci porteremo a lungo. Per quanto riguarda le novità, per fortuna abbiamo lievi miglioramenti per quanto riguarda lo stato di salute di mio cognato Antonio. Il problema è che persiste il basso valore di ossigenazione del sangue non appena gli viene tolta la mascherina dell'ossigeno, e questo è un problema che non gli permette di prendere il primo volo di linea con mia sorella e ritornare in Italia qui a casa. Per quanto riguarda le cause della morte del piccolo Andreuccio, avvenute in soli 36 ore dalla manifestazione dei primi sintomi, ancora sono sconosciute e soprattutto non sappiamo la tempistica per avere il referto dell'autopsia fatto dai medici egiziani. Sicuramente ci adopereremo non appena la salma ritornerà qui in Italia a farne fare sicuramente un'altra da medici di fiducia. L'appello che mi sento nuovamente di fare è rivolto a tutte le istituzioni e autorità competenti, sia a livello locale, in termini di città di Palermo che Regione Sicilia, sia in termini nazionali, affinché tutti si possano adoperare per far rientrare nel più breve tempo possibile mia sorella, che voglio ricordare essere in stato di gravidanza, e mio cognato, affinché possano rientrare a casa il prima possibile dopo questa immane tragedia che li ha colpiti. Lo scontro tra un furgone e un'auto ha provocato la morte di Andrea Parrinello, 47 anni, ingegnere docente di Petrosino. Uno schianto pauroso nel quale ha avuto la peggio Parrinello. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai primi soccorritori, poi l'ultimo respiro. La statale Mazzara Marsale è rimasta bloccata per ore. Sul posto erano presenti, oltre ai mezzi di soccorso, anche i carabinieri e poi il medico legale. Violento scontro stradale sullo scorrimento veloce Castelvetrano-Sciacca. A rimanere ferito nel sinistro stradale l'ex deputato regionale Giovanni Panepinto, che ha riportato la frattura del femore, mentre per i 3 occupanti dell'altra auto solo tanta paura e una serie di escoriazioni. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelvetrano. Tari ridotta del 30% per chi adotta un randaggio. L'iniziativa del comune di Giarre ce la racconta il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Barbagallo. Vediamo. Presidente, sicuramente è una soluzione innovativa, no? Chi adotta un cane avrà una riduzione della Tari. Sì, con il regolamento Tari approvato dal Consiglio Comunale si introduce questa norma, una novità
per il contesto giarrese affinché si sensibilizzi la cittadinanza ad adottare un cane. Sappiamo tutti quanto stiano sempre più a cuore i nostri amici a quattro zampe, i nostri cittadini, e soprattutto sappiamo quanto sia difficile combattere la piaga del randagismo. Chiaramente lo sgravio del 30% sulla parte variabile della Tari è un grande passo avanti. Da considerare anche il grande lavoro fatto dagli uffici, perché quest'anno a Giarre la Tari non è aumentata nonostante l'aumento dei costi di conferimento dei rifiuti, e questo, come dicevo prima, è solo un piccolo passo in avanti per sensibilizzare la nostra cittadinanza e soprattutto per dare anche quel giusto benessere che meritano a quei tanti cagnolini sfortunati che sono all'interno dei canili. È un'iniziativa lodevole, soprattutto in un momento in cui tanti altri comuni stanno aumentando la Tari. Sì, come dicevo prima, il grande lavoro svolto dai nostri uffici ha permesso di non aumentare le tariffe nonostante il grave aumento del costo del conferimento dei rifiuti. Tra l'altro, oltre alla iniziativa per lo sgravio della Tari a favore di chi adotta un cane, abbiamo messo in campo nuovi strumenti per quei cittadini che vogliono rimettersi in paro con i tributi comunali. A breve arriverà un altro regolamento per la rateizzazione dei restanti tributi, e stiamo facendo come Consiglio Comunale tutto il possibile per aiutare questa città e per far ai nostri cittadini un servizio quanto più agevole possibile sulle tasse e chiaramente per sgravarli da questo peso. Le agevolazioni per i proprietari di Amici a quattro zampe sono tante, se non altro anche perché sul vostro territorio insistono ben 4 aree di sgambamento. Sì, i giarresi sono molto sensibili e sono, possiamo dire, sempre più sensibili alle problematiche del mondo animale, dei nostri amici a quattro zampe. Chiaramente ciò che è stato fatto finora è tanto ma non basta, bisogna fare sempre di più per combattere il randagismo, per avere una diciamo, convenzione stabile per sterilizzare i cagnolini che sono sul territorio e poi, ove non rechino pericolo alla cittadinanza, reinserirli sul territorio. Col tempo e con l'aiuto dell'assessorato, con l'aiuto delle associazioni, cercheremo di fare sempre di più, non solo per il benessere e il decoro urbano, ma anche per i nostri amici più piccoli. Grazie. Avrebbe minacciato una coppia di giovani coniugi con un bastone al culmine di un violento litigio a finire nei guai per l'ipotesi di reato di minaccia è un 71enne di Aragona. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento dai militari dell'Arma dei Carabinieri e della locale stazione a conclusione delle indagini scattate dopo la denuncia formalizzata dalla coppia di coniugi. Secondo l'accusa, l'anziano avrebbe minacciato con un bastone la coppia, un 36enne ed una 31enne dopo una lite. Scattata la denuncia, al 71enne sono state ritirate le armi e le cartucce detenute legalmente, nonché il porto d'armi rilasciato per uso caccia. Avrebbe subito continui maltrattamenti di natura psicologica. È così che una donna 57enne di Canicattì si è rivolta ai poliziotti del locale commissariato denunciando il marito 67enne. Secondo l'accusa, la donna negli ultimi 5 anni sarebbe stata costretta a subire minacce, in alcune circostanze obbligata a fare del sesso e a vedere film pornografici. L'ultimo litigio scoppiato fra i coniugi ha reso necessario l'intervento dei poliziotti che, riportata la calma, hanno raccolto la denuncia della donna per maltrattamenti. A seguito di ciò l'uomo ha abbandonato la casa coniugale trasferendosi da un congiunto. Il ginecologo Biagio Adile, detto Gigi, originario di Racalmuto, è stato condannato a 5 anni e 2 mesi dalla seconda sezione del Tribunale di Palermo, che ha accolto in parte la tesi dell'accusa. Il collegio presieduto da Roberto Muraggia ha anche riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile, una donna straniera che aveva denunciato l'imputato. Dei 2 episodi segnalati dalla donna, solo per un Adile, ex primario della ginecologia a Villa Sofia, è stato ritenuto colpevole. Si tratta di un rapporto orale consumato nello studio privato del medico, documentato dalla vittima con un video ripreso attraverso il cellulare. Dall'altro episodio contestato ad Adile è stato invece assolto con la formula un tempo dubitativa. L'imputato si è sempre difeso sostenendo che i rapporti erano consenzienti. Attraverso i propri legali farà adesso ricorso in appello.
In contrada caos nei pressi della condotta vicino alla galleria sulla strada statale 640 fuoriesce un grosso quantitativo di acque fognarie che poi raggiungono il mare sottostante. Tale situazione è doppiamente grave, innanzitutto perché queste acque fognarie inquinano il nostro mare, poi perché tale cospicuo quantitativo di acque continua ad erodere la collina del caos che arretra ad una velocità di 2 metri l'anno. Lo rende noto l'associazione ambientalista Mare Amico Agrigento. Alfabetizzazione finanziaria diretta alle donne in condizioni di fragilità. Questo è il progetto del Soroptimist e Banca Italia. Arturo Cantella. Le donne contano. Il progetto nazionale del Soroptimist Club di Agrigento ieri sera ha segnato una nuova tappa del suo cammino. Presente la presidente nazionale del comitato estensione Jana Simpanen, nel corso di un'affollata assemblea, la presidente Margherita Trupiano ha presentato i partner del progetto. La nostra alfabetizzazione finanziaria è diretta da donne in condizioni di fragilità, ha spiegato. Ha voluto coinvolgere le istituzioni e le associazioni. Il protocollo d'intesa nazionale firmato con Banca d'Italia ha visto la presenza della direttrice della Banca d'Italia di Agrigento, Rosalinda Di Spinzeri. Una formazione che erogeremo ad ampio raggio, seppur in forma semplice. Per questo al nostro fianco c'è anche la di Consum con la responsabile provinciale Elenia Capodici e naturalmente il Soroptimist, che opererà tramite la socia Maria Picone, docente, avvocato, esperta in materia di finanza. Dall'altra parte ci saranno i soggetti da formare, saranno gli ospiti dell'associazione Grotte Solidale che gestisce donne vittime di violenza e quelli dell'associazione culturale Aquarinto, presente alla serata per l'occasione la coordinatrice Sai Comitini Annalisa Tornabè, che metterà a disposizione donne migranti. Il progetto prenderà l'avvio a gennaio. Durante il corso della cerimonia abbiamo registrato l'investitura di 3 nuove socie, afferma la Presidente, che involtiscono la nostra già preziosa e nutrita schiera di importanti donne delle professioni. La docente Giada Attanasio, il dirigente scolastico Giussi Gugliotta, l'imprenditrice Florinda Saieva. Abbiamo approfittato per unire 2 momenti, quello dell'ingresso di 3 nuove socie e unitamente a questo momento che per noi è importantissimo per la vita del club, anche le donne contano. In fondo un modo per dimostrare come le donne contano è il progetto di alfabetizzazione finanziaria che fa ancora un passo avanti. Questa sera abbiamo presentato i nostri partner, Banca d'Italia, di Consum, il Soroptimist naturalmente, le 2 associazioni Grotte Solidale e Aquarinto che saranno con noi a condurre questo progetto. Da un lato i formatori, dall'altro i formati. È un bellissimo progetto che parla ovviamente non di donne ma che parla alle donne, specialmente donne che sono vittime di violenza, donne che hanno comunque vengono considerate magari dalla società emarginate, quindi vorremmo dare quel know-how necessario per un approccio, un utilizzo degli strumenti finanziari che possono essere un'applicazione di un istituto di credito, una carta di credito, una carta prepagata ad esempio, necessaria per gestire le proprie risorse e magari anche per poter programmare investimenti sui propri risparmi. È necessario ovviamente avere una conoscenza, quella cosiddetta alfabetizzazione finanziaria, che consente ovviamente un utilizzo consapevole per fare in modo appunto che le donne possano essere indipendenti nella gestione delle proprie risorse finanziarie. Banca d'Italia è impegnata da tanti anni nel campo delle educazioni finanziarie e quindi ha accolto con piacere questo invito che poi ci consentirà di raggiungere donne fragili nel territorio agrigentino. Perché l'abbiamo cambiata? L'abbiamo accolto veramente con grande piacere, speriamo appunto di rendere un servizio al territorio. Assolutamente sì, è stata una serata conviviale, una serata estiva ma arricchita dall'ingresso delle nuove socie che ovviamente voglio sottolineare in quanto Presidente del Comitato Estensione dell'Unione Italiana, ma anche una serata che è la presentazione del progetto Le Donne Contano con un protocollo di intesa che il Soroptimist International Italia ha firmato già nel 2020 con l'allora Presidente Marilena Coppola e
che è un progetto in continuità, tant'è che trova la sua messa in opera, la sua messa in pratica sul nostro territorio proprio quest'anno con la presidenza della nostra Margherita Trupiano, quindi dei partner molto importanti che stasera hanno dialogato con noi e presentato la loro parte nel nostro progetto, quindi una serata davvero ricca e importante, e riprendiamo poi ad ottobre con la fattiva operatività di questo progetto. Ringraziamo l'associazione per questa opportunità che darà alle nostre donne di partecipare a questa iniziativa. Le donne contano, affinché anche le nostre donne rifugiate possano avere quelle informazioni utili per raggiungere la totale integrazione nel territorio. Azioni così vanno condivise, pubblicizzate, perché davvero rendono migliore l'integrazione per i nostri ospiti. Sostenibilità, torna il master di scrittura della strada degli scrittori. Questa è la 6ª edizione. Arturo Cantella. Al via Samani il 6º master di scrittura al Polo Culturale San Lorenzo in via Atenea ad Agrigento fino al prossimo 14 luglio. Il tema scelto è quello delle parole della sostenibilità. L'evento è organizzato da Treccani Accademia, dalla Strada degli Scrittori, sotto la direzione scientifica della Fondazione Treccani Cultura. Oggi la prima giornata. La manifestazione è iniziata con il saluto di Padre Pontillo in rappresentanza della Curia Agrigentina che mette a disposizione la Chiesa. Poi quello del presidente dell'Equa Nenè Mangiacavallo, quindi la lezione di Felice Cavallaro giornalista e del professore etologo Enrico Alleva. Con Treccani Cultura e Treccani Academy la Strada degli Scrittori quest'anno centra tutto sul tema della sostenibilità, che è finalizzata a tentare di dare degli strumenti ai giovani e ai meno giovani per un approccio al mondo del lavoro o del volontariato legato alle attività del turismo o dei beni culturali, e per questo cerchiamo di far aderire l'approccio alla scrittura con temi che consentano realmente agli iscritti di poter avere degli strumenti per poterli utilizzare subito dopo questa settimana di riflessione, che certo si chiama Master di Scrittura, ma in una settimana non può consentire a nessuno ovviamente di diventare un grande scrittore, ma può certamente offrire degli strumenti per capire come leggere e come avvicinarsi alla scrittura, e lo faremo con grandi personaggi come Stefania Auci, che con i suoi Leoni di Sicilia scala tutte le classifiche del momento, con personaggi di primo livello come Antonio Calabrò o Marco Tarquinio, il direttore dell'Avvenire, e ancora Don Ciotti. Non li cito tutti, ma vale la pena seguire questa settimana per avvicinarsi alla scrittura, alla lettura, e anche per trovare degli elementi, degli spunti che ci invitino a capire come affrontare il tema della sostenibilità in un ecosistema dove troppi guasti cominciano a avvelenare la nostra vita. E basta fare l'esempio della marmolada con i lutti che sono arrivati, o del Po che boccheggia, o del gran caldo che soffoca le nostre giornate estive, per capire quanto il tema della sostenibilità sia necessario affrontare in tempi più rapidi possibili. Potevamo non accogliere con ospitalità il master della scrittura qui nel Polo Culturale San Lorenzo, dove cultura e elemento culturale vanno di pari passo. La riflessione fa parte della vita umana e dell'esperienza spirituale dell'uomo, quindi San Lorenzo, che accoglie tutti gli eventi culturali della diocesi al centro della città, diventa per questi giorni un punto di riflessione, ed è bello poi accogliere qui nel cuore della città, nel cuore del barocco della nostra città, che sia un'esperienza per i giovani partecipanti, per quanti seguiranno online, costruttiva, per fare anche percorsi di sostenibilità e la riflessione su questo cammino, e quindi sarà un momento molto importante.
importante di valorizzazione, ma allo stesso tempo anche di crescita culturale e umana da parte di chi partecipa. È un evento straordinario e importantissimo non solo sul fronte della cultura, che viene portato ad Agrigento da istituzioni particolarmente autorevoli. Oltre alla strada degli scrittori abbiamo l'Istituto Treccani, evidentemente non è il caso di spendere parole su una eccellenza italiana, è l'Accademia della Treccani. Noi abbiamo avuto il piacere e il privilegio di poter dare il nostro sostegno, come in altre occasioni, per confermare un rapporto di collaborazione con le istituzioni culturali, nel caso specifico la strada degli scrittori, consapevoli del ruolo importante che può avere la cultura nella crescita delle nuove generazioni e dell'impegno che il Consorzio Universitario in questa direzione deve portare avanti. L'autorevolezza dei relatori, l'importanza degli argomenti che saranno trattati, il tema della sostenibilità rende ancora più interessante questo corso. Mi fa piacere che sia seguito da un elevato numero di persone, non solo addetti ai lavori ma anche giovani che si vogliono impegnare in questa direzione. Il Master della Scrittura può benissimo essere inserito nel contesto del progetto che ci apprestiamo a presentare per la candidatura di Capitale Italiana della Cultura per il 2025, una candidatura autorevole di Agrigento e del suo territorio. Speriamo che anche questo possa contribuire a rendere interessante, perché no, premiato il progetto di Agrigento. La Fondazione di Treccani che ha collaborato anche a questa edizione del Master di Scrittura, coinvolgendo delle personalità molto rilevanti per la tematica che si è scelta quest'anno, assieme a Treccani Accademia, che sono i nostri colleghi che appunto si occupano più della parte formativa. Ecco, un momento importante, Treccani continua a sostenere la strada degli scrittori anche con Treccani HND. Ecco, Agrigento, capitale anche della cultura in questo senso. Sì, sicuramente ecco, la località di Agrigento è molto significativa e continuare questa collaborazione anche dopo insomma, questi 2 anni molto difficili è molto importante per dare ecco, un segnale positivo e soprattutto ecco, per questi giovani che potranno usufruire di un'offerta veramente di alto livello. Mi è stata assegnata dall'Enciclopedia Treccani, un'istituzione con la quale collaboro dal lontano 1994, di raccontare, di giocare con la parola ecosistema. Oggi ecologia vuol dire tante, troppe cose. Io racconterò da ricercatore, da rigido scienziato, come l'ecosistema viene studiato, come l'ecosistema, la biodiversità animale e vegetale sia stata intaccata e rovinata da quest'unica specie che da sola si è chiamata Homo sapiens sapiens, per quest'idea di supremazia antropomorfica, e che ha intaccato e cambiato il pianeta che la specie umana ha incrostato, e quali siano i ragionamenti per quello che riguarda il governo e la riparazione di questi ecosistemi, dove è lecito, d'accordo con i cittadini locali, intervenire, aiutare il ritorno del falco pescatore in Toscana e dell'avvoltoio in Basilicata, estirpare i pappagalli da Roma che vengono da continenti diversi, e finirò con un ragionamento interlocutorio, un grande mio dubbio: dove finisce il dovere dell'umanità e di noi tecnici, noi ricercatori, di ripristinare l'ambiente originario, quello dell'antica era del Pleistocene, e dove invece dobbiamo rispettare, perché è una regola in Italia costituzionale, quello che si chiama paesaggio, che è il risultato dell'azione di generazioni e generazioni di esseri umani, e per questo abbiamo scelto questa bellissima oasi dove
C'è una storia che parte da centinaia di anni prima di arrivo di Cristo, e parleremo dell'importanza dell'educazione, tanto al rispetto del paesaggio e tanto al rispetto della natura come l'evoluzione darwiniana l'ha organizzato. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Visita del presidente della regione siciliana Nello Musumeci insieme al sindaco di Palermo Roberto Lagalla nell'area del cosiddetto tappo di Viale Regione Siciliana, dove da oltre 20 mesi un cantiere ha costretto alla chiusura di un tratto dell'arteria principale della città, costringendo gli automobilisti a lunghe code nella corsia parallela. Vediamo. Noi siamo entrati in azione perché non avevamo ruolo, siamo entrati in azione nel mese di febbraio e il calendario è rispettato, abbiamo assicurato il finanziamento, abbiamo proceduto all'espletamento della gara d'appalto, abbiamo consegnato i lavori all'impresa che se li era aggiudicati. Rimane questo cantiere una delle vergogne purtroppo di quest'area, segno evidente che quando c'è rimpallo di responsabilità o quando non c'è sufficiente consapevolezza del ruolo che ognuno deve assumere e svolgere, possono anche accadere queste cose. Abbiamo fatto solo il nostro dovere, perché non intervenire significava mantenere ancora una condizione di stallo che si sarebbe tradotta soltanto in un danno per la città e per i cittadini costretti a transitare questa importante arteria. La sintonia con la Regione, il superamento delle difficoltà che si sono determinate nel tempo ha consentito oggi di poter fissare tempi certi, non solo la ripresa di cantiere grazie all'intervento della Regione siciliana, ma anche, vorrei dire, la fissazione di una data certa, che è quella dei 45 giorni richiesti dall'impresa per la gittata di cemento, ma anche per mettere in sicurezza evidentemente l'area ed assolvere a tutte le prove di carico. Andiamo a Messina, il porto di Tremestieri rischia di essere l'ennesima incompiuta. Vediamo. Non comprendo l'approccio dell'assessore Falcone, che come sapete ho sempre stimato e che continuo a stimare. Dico, entra in una vicenda a gamba tesa senza aver contezza di quello che è il ragionamento complessivo. Mi avete sentito dire più volte prima di parlare, desidero sapere come stanno realmente le cose. Peraltro aggiungo, esiste un comitato istituito specificatamente per risolvere tutte le eventuali controversie, costituito da un tecnico nominato dall'impresa, un tecnico nominato dal comune e un presidente, che si riunirà venerdì, e solo dopo la riunione di venerdì sapremo realmente come stanno le cose. Ora non voglio sottovalutare la questione nella maniera più assoluta, perché dico, la rescissione del contratto potrebbe anche esserci, però prima di poter dire una cosa del genere e innescare, come dire, inutili preoccupazioni, gradirei comprendere come stanno realmente le cose. Questo lo sapremo tra qualche giorno, solo dopo la riunione. Io mi auguro che non ci sia questa evenienza di rescissione del contratto, perché ciò non servirebbe a nessuno. Innanzitutto non servirebbe alla città, perché è chiaro che nel momento in cui vado a rescindere un contratto poi sarò costretto a rivedere di nuovo il tutto, e chiaramente questo determinerà un allungamento dei tempi che la città non può e non deve permettersi. Insomma, quella di Falcone è stata un'invasione di campo, ecco, probabilmente avrebbe potuto anche interfacciarsi anche con l'amministrazione che sta seguendo da vicino questo appalto. Ma guardi, indubbiamente sì, perché io ritengo che la politica va fatta attraverso il buonsenso, attraverso il dialogo. L'ho sempre fatto e lo continuerò a fare. Tra l'altro, ripeto, l'ho già detto in premessa, ho avuto sempre un rapporto assolutamente proficuo con l'assessore Falcone, sempre costruito sul dialogo e sulla politica del fare. Questo intervento mi ha lasciato un po' perplesso, avrei gradito molto di più
probabilmente un confronto, però se ha ritenuto opportuno fare così evidentemente avrà i suoi buoni motivi, forse dipende dalla imminente campagna elettorale regionale. Non ci credeva nessuno. Quando quel 10 dicembre crollò, tutti noi abbiamo pensato chissà quando qualcosa anche di temporaneo verrà realizzato. Oggi è un momento di grande soddisfazione per la comunità di Alcamo e di Castellammare. Io voglio ringraziare l'ANAS per l'impegno che ha messo, il Presidente della Regione per avere sostenuto un'iniziativa che di primo acchitto sembrava folle, realizzare un'opera pubblica di queste dimensioni in 5 mesi, rispettando i tempi. Non è una cosa da poco. L'assessore Falcone, che si è fatto carico di risolvere il problema finanziariamente, e ribadisco l'ANAS e l'impresa che ha eseguito i lavori, che hanno preso a cuore questa iniziativa, considerando quest'opera un'opera strategica per questo territorio, ma tra le priorità dell'ANAS stessa. E oggi ci prendiamo questa piccola soddisfazione. Io mi permetto di dire che nell'opinione pubblica si parlava del ponte Morandi come dell'unica soluzione, quindi con una legge speciale per risolvere un problema. Noi oggi possiamo parlare del ponte San Bartolomeo. Senza legge speciale si è riusciti a risolvere il problema e siamo certi di raggiungere l'obiettivo anche per il ponte definitivo. La vera scommessa da oggi è un'altra: impegnare tutti gli enti a dare pareri e impegnare la Regione e l'ANAS nel trovare le risorse per realizzare il ponte definitivo, perché voglio essere chiaro, questo ponte era del Comune di Castellammare e il Comune di Castellammare non aveva soldi per realizzare quest'opera. La Regione e l'ANAS si sono fatti carico interamente della realizzazione dell'opera, non solo in termini di progettazione e di esecuzione dei lavori, ma anche in termini di risorse finanziarie. Qualcuno si è azzardato a dire che lei ci ha messo tutto l'amore e la voglia perché è in campagna elettorale. Se io dovessi giudicare tutti quelli che dicono tutto quello che vogliono, è meno male che lo possano fare, perché l'Italia è una repubblica dove ognuno può essere libero di esprimere le proprie idee, farei male a loro perché li prenderei in considerazione. Qua serviva il ponte è stato fatto. Ci sarà la prossima campagna elettorale, anche quella l'affronteremo, ma serenamente, senza nessun collegamento. Buona politica, amore per il territorio, voglia di celerità, di dare risposte a tutti, cosa c'è? La politica fa la sua parte, ma se non ci fosse stata l'ANAS e l'impresa esecutrice non avremmo raggiunto questo obiettivo. Anche l'amministrazione di Alcamo e di Castellammare si è impegnata per risolvere il problema e si impegna anche per garantire la transitabilità quando il fiume dovesse esondare. Io direi soltanto rispetto delle istituzioni e lavoro e impegno di tutti per risolvere i problemi dei cittadini. Nessuno ci credeva qui che questo ponte potesse essere issato nel giro di pochissimi mesi. Credere in quest'opera che è importantissima per queste due comunità. Che mi dice lei? Può essere considerato, diciamo, un momento esemplare di raccordo istituzionale per riuscire a raggiungere con la massima semplificazione i risultati. Hanno tutti quanti lavorato allo stesso obiettivo, la politica regionale per le autorizzazioni, sia il Comune per la facilitazione sulle procedure, diciamo, approvative di protezione civile, sia ANAS, che naturalmente in pochissimo tempo ha progettato l'intervento di demolizione del vecchio ponte eseguito e poi ha fatto il progetto e la realizzazione in 45 giorni dell'attraversamento. In totale, dalla fine di dicembre, quando abbiamo definito che ANAS avrebbe diciamo, sostituito il Comune di Castellammare come ente attuatore, perché l'opera crollata è di proprietà del Comune, noi abbiamo, diciamo, preso il posto per attuare questi interventi sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto col Comune, e quindi abbiamo fondamentalmente dalla fine di gennaio ad oggi siamo riusciti, ora daremo traffico in questo per attraversamento provvisorio. Naturalmente la prossima partita è quella del ponte definitivo, bisogna trovare finanziamenti che non ci sono ad oggi, ma diciamo siamo pronti a procedere anche per l'opera definitiva. Questo è un attraversamento provvisorio e che nel caso di piena può essere
inondato anche dalle acque. L'opera è stata realizzata con tutti i crismi progettuali e ha superato pienamente il collaudo statico, quindi è un'opera solida, assolutamente resistente, può ricevere l'acqua senza avere nessun documento. È chiaro che siccome è un attraversamento provvisorio, quando il livello dell'acqua si alza troppo, cautelativamente bisogna chiuderlo perché non è un ponte definitivo, no? Altrimenti non saremmo riusciti a farlo in così poco tempo, ma garantisce naturalmente la transitabilità per la maggior parte dell'anno, soprattutto nella stagione estiva, che è particolarmente importante per questo territorio. Questo era l'obiettivo, garantire al territorio la stagione turistica e l'economia importante per loro. Da giovane, che ne pensa di questa realizzazione dell'attraversamento provvisorio in così poco tempo, quando tutti erano degli increduli? Un'opera che dà qualcosa a tutti, utile per tutti, da chi lavora, dai turisti, aiuta appunto la nostra città, cioè andare a fare completamente il giro da comunità all'assessore Toriano e comunque tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione di quest'opera, ci mancherebbe. Parliamo adesso di un'associazione che si occupa dei pazienti che hanno subito trapianti, un'associazione che ha compiuto 30 anni di attività, una realtà che prima supportava i pazienti costretti ad andare all'estero o al nord e che oggi opera in Sicilia. Vediamo. La Strafe quest'anno compie appunto i 30 anni di attività, 30 anni di attività con un bilancio fortemente positivo, devo dire, perché uno dei motivi per cui avevamo fondato la Strafe, oltre a supportare i pazienti siciliani che erano costretti a viaggiare per mezza Europa, qualcuno pure negli Stati Uniti, a andarsi a trapiantare, ci siamo impegnati per far realizzare alla regione siciliana un centro di trapianti che azzerasse questi viaggi della speranza che costavano oltre a sofferenze economiche anche le sofferenze tipiche di chi viaggia in condizioni di salute precarie. E fortunatamente dopo 7-8 anni di attività la regione siciliana, grazie alla convenzione fatta con l'Università di Pittsburgh, riuscì a realizzare questo centro di trapianti che oggi effettua tutti i tipi di trapianto di organo solido, e i siciliani possono godere appunto di queste prestazioni sanitarie senza svenarsi, perché tutto è a carico del sistema sanitario regionale. La particolarità è che se prima si andava all'estero, adesso, tra virgolette, l'estero viene in Sicilia. Sì, in effetti noi raggiunto l'obiettivo di far realizzare il centro di trapianti, poi ci siamo insediati all'interno del centro, abbiamo la nostra sede presso l'ISMET e ci dedichiamo a supportare i pazienti sia siciliani indigenti, ma anche quelli provenienti dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che difficilmente possono avere le risorse per potersi mantenere anche per diversi mesi nella nostra città. Chiudiamo con questa bellissima frase che è ricamata sulla sua t-shirt: donare gli organi è un gesto d'amore per la vita. Sì, assolutamente sì, questo è un appello che noi facciamo sempre da 30 anni a venire qua. Possiamo costruire strutture super eccellenti con professionisti di primo ordine, però se viene a mancare la materia prima, che sono gli organi donati dopo la morte, nessun trapianto può essere realizzato, perlomeno il 90% dei trapianti non possono essere realizzati. Quindi sarebbe bene che la Sicilia si mettesse alla pari anche con le altre regioni del nord Italia e si potessero fare appunto tutti i trapianti con gli organi prelevati nella nostra regione. Parliamo adesso della campagna lanciata dalla tifoseria del Messina Calcio per sostenere la società dopo l'avvenuta iscrizione al prossimo campionato. I dettagli nel servizio. Stiamo cercando di coinvolgere un po' tutti, ancora oggi i risultati sono non buoni, aspettiamo ancora la risposta del sindaco, quindi siamo in attesa di definire un po' tutto. Ecco. Io non mi aspettavo molto di più, mi aspettavo qualcosina, ma che sicuramente si raggiungerà. Io dico solamente che è commovente notare come i tifosi del Messina sono in tutte le parti d'Italia, in tutte le parti del mondo, dall'Australia, quindi mi commuovo e sono contentissimo e li ringrazio molto, ma dico molto. Bisogna programmare, per programmare ci sono entrate e uscite, quindi tutto quello che è il desiderio dentro che uno ha, sì, vorrei spaccare il mondo, ma il discorso è che bisogna fare un programma importante di costi regali, anche perché la Copi so che
non transige, bisogna fare delle cose importanti, bisogna raggiungere degli obiettivi, dei codici per dare l'ok per l'iscrizione al campionato, non è così semplice, quindi non è tutto quello che voglio fare lo faccio, quindi è tutta una programmazione, è come una società che deve andare avanti, migliorarsi ed essere ben solida. Per essere ben solida ci vogliono tutte le condizioni. La squadra andrà in ritiro, ma non lo possiamo tenere in ritiro 70 giorni, 80 giorni, arriverà il momento che deve venire a Messina, quindi o noi ci spostiamo da qualche parte per continuare a lavorare, se no poi daremo alibi di nuovo ai calciatori, agli allenatori ed è una cosa che noi non vogliamo che accada assolutamente. Dobbiamo mettere nelle condizioni di fare il proprio lavoro come si deve. Ognuno di noi quando va a lavorare vorrebbe tutto sistemato per rendere al meglio. Proveremo a fare questo qua, a costo poi di doverci spostare da qualche parte in periferia o in qualche comune limitrofo. Certamente siamo molto preoccupati di questi aspetti, confidiamo nell'amministrazione perché ci ha dato delle garanzie, quindi li conosciamo, sono persone serie, per cui siamo certi che manterranno, diciamo, gli impegni. Capiamo che anche per loro è difficile, ma tra meno di un mese noi torneremo qui. E quindi abbiamo necessità, o ci alleniamo qui in piazza, o ci alleniamo a Villa Dante, ma da qualche parte, alla passeggiata a mare, da qualche parte ci serviranno delle strutture dove poterci allenare. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.